grazie per essere venuti. Insomma, un appuntamento importante per parlare di elezioni amministrative, di politica e per presentare uno dei candidati. Cosa intende portare, insomma, della sua esperienza, del suo modo di fare in un comune come quello di Udine? Come hai già anticipato, sono Bonsu Kofi, vivo in provincia di Udine oltre 20 anni e sono stato eletto come presidente della comunità ghanese in provincia di Udine per oltre 8 anni. Oggi mi candido come consigliere comunale alle prossime elezioni che è imminente, cioè il 2 e il 3 aprile, con l'Alleanza Verdi e Sinistra, che sostiene De Toni come sindaco. E metterà il suo tempo a disposizione per ascoltare tutti, cioè italiani e immigranti, per sapere le problematiche di tutti, per portare in consiglio per cambiamento delle cose. Una delle proposte che vorrei fare per tutti è avere uno sportello dedicato per informare i cittadini riguardando i vari bonus con appuntamento, senza perdere tempo. Andare lì ad avere un posto dove possiamo sederci, perché stiamo parlando di persone che lavorano, anche se non lavorano, una volta ottenuto permesso di soggiorno, vanno a lavorare e pagano le tasse. Migranti? No, perché ho avuto la possibilità di parlare con alcuni dei giovani che si trovano in stazione.